Si procederà con il giudizio abbreviato, escludendo il dibattimento e decidendo allo stato degli atti. L'eventuale condanna, inoltre, sarà ridotta di 1/3. È questa la decisione presa ieri mattina dal GUP del Tribunale di Agrigento Alfonso Malato, che ha accolto la richiesta del rito abbreviato avanzata dall'avvocato Angela Porcello, difensore di Daniele Lodato. Il 34enne pregiudicato era stato arrestato lo scorso giugno con l'accusa di essere l'omicida del 22enne canicattinese Marco Vinci. Il fatto avvenne tra il 17 e il 18 giugno del 2017 davanti ad un pub di Piazza Dante a Canicattì. Vinci sarebbe intervenuto in difesa di una sua amica importunata da delle avance poco gradite indirizzatele da Lodato. Sembrava che in un primo momento l'alterco tra i due fosse finito lì, ma Lodato si sarebbe allontanato per prendere poi un coltello con il quale avrebbe tolto la vita al 22enne. Per Lodato dunque parte ora il processo con rito abbreviato. Il giudice, sempre nella giornata di ieri, ha rigettato la richiesta della difesa di sostituire la misura cautelare del carcere con quella degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. In 7 mesi di detenzione, sosteneva il legale l'avvocato Angela Porcello, Lodato ha mostrato ravvedimento, partecipando anche a programmi di trattamento in carcere e non si ravvisano più le esigenze di custodia cautelare, in considerazione del fatto che le indagini sono da tempo concluse ed è già stato fissato il processo. Nelle scorse settimane il GIP di Agrigento, Alessandra Vella, aveva disposto nei confronti di Lodato il giudizio immediato. Si torna in tribunale il prossimo 26 marzo. Dopo l'esame dell'imputato sarà la volta del PM Alessandra Russo per la requisitoria. I genitori di Marco Vinci partecipano al processo come parte civile.